Allora, parlando di questa di partita, diciamo che abbiamo fatto di tutto per agevolare gli avversari. Dei 6 gol che abbiamo preso, 4 vengono da sbagli individuali dei miei ragazzi che sono inconcepibili. E questo non si può permettere a una buona squadra organizzata che porta bene palla e che pressa molto come quella che abbiamo affrontato oggi. I rimedi sono quelli che i ragazzi devono reagire di più diciamo, quando si va sotto in partita, bisogna reagire caratterialmente, cosa che ogni tanto non succede, si perdono e bisogna un pochettino spronarli e lavoreremo su questo. Sì, perché questi ragazzi, diciamo, c'è anche un po' di inesperienza. La Serie A non è che si affronta così a viso aperto come si poteva fare in Serie B o in A2. La Serie A è molto più competitiva, quindi si trovano squadre ben organizzate, ragazzi di carattere, squadre che sanno stare in campo e sanno lottare. Ogni tanto bisogna che io ricordi ai miei ragazzi che in campo, diciamo, siamo uomini come gli avversari e quindi bisogna metterci il carattere, bisogna alzare la testa, bisogna reagire. Niente, questo, dobbiamo lavorare su questo e ogni tanto glielo devo ricordare. Infatti durante la partita, quando un po' dalla panchina si alzava la voce, si alzava il pressing, qualcosa di buono abbiamo fatto. E poi però se ci perdiamo nelle individualità, nei sbagli individuali, se portiamo palla e vogliamo risolvere la partita con i singoli, questo non va bene e succede quello che è successo stasera.